Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una nuova pillola del Marietto veneziano. Bene, vediamo, come avete visto la mascherina, come fare un controllo col quadrante radiostesico per la valutazione di coppia. E come sapete, la prima cosa, se non avete il quadrante radiostesico, potete pure andarlo a scaricare gratuitamente da ilcapitano.altervista.org oppure venire nel gruppo di Facebook del vostro Marietto veneziano. Bene, adesso facciamo un esempio molto semplice che voi chiaramente, se voi avete chiaramente il quadrante radiostesico per la valutazione, potete iniziare. Dovreste anche avere un testimone di chi volete controllare, se magari è una coppia vostra amica oppure voi stessi, un selfie di voi e la vostra compagna, di vostra moglie. Bene, allora cosa si fa? Si mette il testimone nel quadrante radiostesico per la valutazione, nel pallino, e si domanda al pendolino se possiamo fare queste valutazioni di coppia. E vedete che anche in questo caso qua il pendolino ci dice sì, che possiamo farla. Vedete che va verso il sì, quindi qui ci sarebbe il testimone e il pendolino ci dice di sì. Bene, quindi possiamo fermarci e passare al prossimo passaggio. Quindi abbiamo usato il quadrante radiostesico per la valutazione e lo spostiamo. E adesso, per essere sicuri, per andare sul sicuro, usiamo il quadrante radiostesico per la ricerca frequenza Bovis. Così vediamo anche come l'unione di coppia sta andando anche attraverso i Bovis. Quindi mettiamo la nostra fotografia della coppia nel pallino nero, qui, in questo punto, e vediamo un po' come sta andando questa ipotetica coppia. E vediamo che anche i Bovis ci dicono che la situazione è più che altro buona. Siamo sui 9.000-10.000 Bovis. Quindi diciamo che non ci dovrebbero essere nessun tipo di problemi. Possiamo anche in teoria fare una domanda: fra 10 anni come sarà questa situazione in Bovis, fra questa coppia? E vediamo sempre che la coppia fra 10 anni non scoppia, ma ha 10.000 Bovis. Bene, adesso quindi usiamo un nuovo quadrante radiostesico che potete sempre scaricare da ilcapitano.altervista.org. Vediamo questo ed eccolo qua, il nostro quadrante radiostesico per valutare un rapporto di coppia. Vedete? Noi abbiamo già visto che su 10.000 Bovis, quindi vuol dire che andrà sicuramente bene. E vediamo, mettiamo il testimone qua, vedete? Nel pallino, prendiamo il nostro pendolino e chiediamo come sta andando questa coppia in questo momento, e vedete che il pendolino ci dice che la situazione è buona. Vedete? Però noi possiamo fare anche domande per il futuro. Potremmo chiedere: fra 2 anni come sarà questa situazione? Quindi prendiamo ancora il pendolino, lasciamo sempre il testimone e vediamo fra 2 anni come sarà per quella coppia. E la situazione ci dice che è piuttosto tra il discreto e il buono. Se volessimo esagerare, potremmo chiedere anche fra 3, 4, 5, 6. Possiamo spostare la domanda nel futuro. Oppure possiamo prendere il pendolino e il quadrante radiostesico per la valutazione e potremo fare una domanda: sarà il compagno che durerà con me tutta la vita? E possiamo a questa domanda: o una compagna che durerà tutta la vita? E vedete, in questo caso qui, se fate questa domanda, il pendolino vi può dire la risposta, in questo caso qui è sì. Vedete cari amici? Questo chiaramente è un esempio positivo, però potrebbe esserci già un altro esempio negativo, e faccio un esempio col circuito circa le frequenze Bovis. Ipotizziamo che vi danno un soggetto da controllare.
allora voi mettete il vostro testimone qua e guardate un po' com'è lei, ad esempio, prima la signora, vedete che la signora è sui 11.000 bovis, vedete? E quindi è una persona con i bovis alti. Quindi prendiamo l'esempio del testimone uomo, mettiamo qua, e vediamo che il soggetto invece è piuttosto basso, è su 4.000 bovis. Quindi questo cosa ci metterà in allarme? Cosa ci indicherà? Che sicuramente c'è una discrepanza troppo alta di bovis e queste persone non andranno sicuramente d'accordo alla distanza. Quindi, per essere più sicuri, noi cosa facciamo a questo punto? Prendiamo il nostro quadrante radiostesico per la valutazione di un rapporto di coppia e facciamo ancora la stessa domanda se questa coppia avrà un futuro. E vediamo subito, dopo aver messo i due testimoni nel pallino, che questa coppia sicuramente avrà un futuro decisamente negativo. Visto? Bene, cari amici. Anche per oggi la pillola del vostro Marietto veneziano è finita e vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale YouTube del Marietto veneziano. Grazie, buona giornata e al prossimo video pillola.